Riaprono i mini market di Via Trento, chiusi dopo la maxi retata della polizia, chiusura anticipata alle 18, gli altri commercianti, qui lo spaccio non tornerà, si è spostato a Jesolo. Dramma in mare a Cavallino Treporti, colpito da un malore, perde la vita un 76enne di Rovereto, inutili tentativi di rianimare il pensionato, proseguiti sulla battigia per quasi un'ora. Blitz congiunto delle forze dell'ordine sulla costa veneziana, 316 le persone identificate nell'operazione anti-abusivismo, 5 denunciati, 72 multati. Nuove regole in arrivo per le feste nei campi di Venezia, il timore è che la burocrazia dia il colpo di grazia alla già morente vitalità di una città sempre meno a misura di residente. Un altro tuffo cafone in bacino San Marco, stavolta 2 turisti francesi ripresi in video e redarguiti da un gondoliere. A Milano il blocco monumentale del cimitero continua a restare inaccessibile ai visitatori, alla nostra emittente la denuncia di alcuni parenti dei defunti. Romantico gesto di un 47enne di Marcona che ha voluto portare a casa sua e della fidanzata il simbolo del loro amore, la panchina dove si sono dati il primo bacio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Apriamo andando in via Trento, a Mestre, dove riaprono a breve i mini market chiusi dopo la maxi retata della polizia. Gli altri commercianti, qui lo spaccio, dicono, non tornerà, si è spostato a Jesolo. Sentiamo. Riapriranno la prossima settimana i negozi al centro dell'inchiesta dello spaccio di droga lungo la stazione dei treni di Mestre. Dopo la grande retata del 10 luglio scorso, il nuovo provvedimento del questore ne prevede però la chiusura anticipata alle 18 e non più alle 20 come prima del blitz. Il perché è presto detto. I 3 negozi erano meta di ritrovo dei pusher, specie durante le ore serali e notturne. Notizia che oggi viene accolta così dai negozianti nigeriani vicini a quelli interessati dal provvedimento e facenti parte dell'associazione Zero Degrado. Cosa succederà qui, posto che rimarrà così come adesso, come è pulito, non c'è nessuno casino, non c'è qualcuno che è fermo lì a spacciare. Poi altre cose, speriamo che tra poco aprono i negozi che sono stati colpiti da questa cosa. Dovranno aprire verso i 10 o 11, uno di questi 2 giorni. Vincent vive in Italia da 13 anni, racconta di come ora, dopo il blitz, la gente, italiani compresi, sia tornata a fare acquisti nel suo negozio. Prima si viveva nell'incubo, dice. Qui non si venivano più nessuno perché le persone avevano paura di venire a comprarsi, anche i turisti, i clienti, mentre passeggiavano, venivano molestati, i residenti sono stati chiusi nelle loro case, sono diventati anche prigionieri. Oggi vediamo i bambini, le famiglie, i parenti che camminano con i bambini in mano. Questo non succedeva 2 mesi fa. A fargli eco Francisca Igbinosu, definita la mami della comunità nigeriana. Lei, che ha sempre denunciato gli spacciatori, dagli stessi è stata più volte minacciata di morte. Lui ha usato bottiglie per dirmi: vai al tuo negozio brutto vecchia, tanti vieni a insultarmi. Senti, ma adesso che i negozi riapriranno tu non hai paura? Anche prima io non ho paura. Prima io non ho paura. Adesso no, perché la polizia ha fatto buon lavoro qui. Io non ho paura. Qui tutti tra residenti e negozianti sono contenti della maxi retata, anche se però, dicono, ora il problema si è spostato lungo l'asse Marghera-San Donà-Jesolo, dove si verificano le stesse violente risse e aggressioni. Ogni tanto c'era sangue dappertutto, l'ambulanza che intervengono. Non era una cosa che i bambini dovevano vedere. La cronaca, ancora malore fatale a Cavallino Treporti, costato la vita ad un pensionato di Rovereto. Dramma sulla spiaggia del comune di Cavallino Treporti ieri nel tardo pomeriggio verso le 18, dove ha perso la vita mentre si trovava in mare Renzo Righi, 76 anni, morto annegato. Il pensionato residente a Rovereto aveva deciso di trascorrere qualche ora al mare per cercare un po' di sollievo dal caldo intenso di questi giorni.
Ieri l'improvviso malore in mare, in seguito al quale ha perso i sensi scivolando con la testa sott'acqua. Immediato l'allarme da parte dei presenti che hanno chiamato i soccorsi. Diversi inoltre i bagnanti che si sono tuffati per prestare il primo aiuto e cercare di riportare il 76enne fuori dall'acqua. Con loro anche i bagnini del vicino campeggio, riuscendo a riportare l'anziano sulla battigia. Sul posto anche i volontari della Croce Verde. Inutile tuttavia ogni manovra di rianimazione per il pensionato, la cui salma è stata ricomposta nella camera mortuaria del cimitero di Treporti. Blitz antiabusivi lungo le spiagge del litorale veneziano e nel centro storico della città lagunare, oltre che in terraferma, condotto per l'intera giornata da 270 uomini tra agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e agenti della Polizia locale. Identificate 316 persone, 85 italiani, 231 stranieri, 5 i denunciati, 72 le sanzioni amministrative elevate. Espulsi 5 extracomunitari irregolari, uno è stato accompagnato al CIE, sequestrati oltre 15.000 articoli, di cui 1.000 contraffatti. Quindicenne scoperta a rubare in casa, è stata inseguita e bloccata dal proprietario e dal vicino. Sentiamo. 15 anni appena e già ladra esperta, di più scassinatrice di professione. Nello zaino della ragazzina romena gli attrezzi da scasso, cacciaviti e una chiave inglese e monili in oro, tanti monili. Gioielli, 12 bracciali in oro, 1 in perle, 3 in metallo, un paio di gemelli in oro, 12 pendenti, 8 paio di orecchini, 10 anelli e 7 collane. Le aveva appena rubate all'anziana madre del proprietario della casa da poco svaligiata, alla Giudecca a Venezia. E se la compagna di furti è riuscita a sottrarsi alla polizia, lei invece è stata presa, inseguita e braccata dal proprietario di casa prima e dal vicino poi. Dopo una colluttazione ha rimediato pure una sbucciatura al ginocchio. Gli spintoni contro i suoi inseguitori l'hanno vista infatti protagonista anche di uno scontro fisico con gli stessi. Quindi è l'arrivo dei sanitari del 118 per le cure del caso, in contemporanea con gli agenti di polizia, che dopo averla condotta in questura l'hanno accompagnata al centro di prima accoglienza per minori di Treviso. A carico della minorenne l'arresto in flagranza per furto aggravato in abitazione. Esodo estivo, i mesi più pericolosi come a livello nazionale anche a Venezia sono quelli estivi, giugno ed agosto in particolare. Lo scorso anno ho registrato nel periodo estivo il triste bilancio di 649 incidenti, di cui 8 mortali, 895 le persone che sono rimaste ferite. Nel 2016 il numero dei sinistri era superiore, 686, ma i morti erano stati 7, uno in meno. Tragedie lungo le strade che in questi primi mesi estivi ha già registrato 5 decessi. A dirlo è il rapporto Istat-ACI diffuso proprio alla vigilia delle cosiddette giornate da bollino nero, occasione per richiamare tutte le istituzioni ad un impegno costante sul fronte dell'ammodernamento delle infrastrutture, a partire dalla normale manutenzione delle strade, troppo spesso inadeguata soprattutto nei centri urbani dove si registra la maggior parte degli incidenti. Nuove regole in arrivo per le feste nei campi di Venezia e il timore è che la burocrazia dia il colpo di grazia alla già morente vitalità di una città sempre meno a misura di residente. Da un lato le nuove prescrizioni del decreto Minniti che impongono pesanti limitazioni a chiunque voglia organizzare un evento sul suolo pubblico. Dall'altro l'antica tradizione conviviale delle cene in calle e delle grandi tavolate nei campi, allestite dai veneziani da tempo immemore, anche in modo improvvisato. Cerca di salvare le une e le altre il nuovo regolamento di polizia urbana in discussione in questi giorni nelle commissioni, prima di approdare in autunno in Consiglio Comunale. Noi diciamo come maggioranza che vogliamo ottemperare alla normativa vigente, aggiornarsi anche rispetto alle ultime circolari del capo di gabinetto del Ministero, proprio per far sì anche però di trovare quell'equilibrio utile a poter garantire, anche attraverso importanti azioni di semplificazione e di richiesta di questi, un miglior utilizzo da parte di tutti. Una mediazione non facile che solleva perplessità anche all'interno della stessa maggioranza.
Non è possibile che per organizzare qualsiasi cosa sia necessario presentare le carte bollate, avverte il Fucsia Maurizio Crovato. Sarà necessario prevedere qualche deroga, altrimenti si metterà a rischio la sopravvivenza di quel poco di spontaneità rimasta tra gli ultimi superstiti veneziani. Simili timori vengono espressi anche dal presidente della Municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, tra gli organizzatori della nota manifestazione in campo Scuggeri e Pironi. Regole troppo restrittive, lamenta, intaccherebbero la vita e il tessuto sociale della città. Ma dalla lista Brugnaro rassicurano. Non ha una funzione punitiva, anzi ha una funzione di permettere alla Polizia Municipale di poter controllare effettivamente quello che viene richiesto e attraverso gli adempimenti più semplici che verranno messi in campo, vedi anche le città in festa come format che ha avuto un notevole successo. Un altro tuffo caffone in bacino San Marco, stavolta non di due ragazzini ma di due maturi turisti francesi ripresi da un gondoliere che li ha aspramente redarguiti. Buongiorno signore, buongiorno. Buongiorno, lo sa che in piazza San Marco a Venezia è francese? Vous connaissez que vous êtes en place Saint-Marco? Le corazon de Venise, la part plus belle, la plus jolie, la plus importante, la part plus historique de Venise. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Et partout le monde fait chaud. Et alors? Merci, monsieur. Et viva la France! Difficili da equivocare per i parlanti in qualsiasi lingua occidentale le poche frasi scandite in un simpatico esperanto dal gondoliere autore di questo filmato, rapidamente diventato virale sui social. L'episodio risale a un paio di giorni fa, durante il picco massimo dell'ondata eccezionale di calore che ha dato alla testa a più di qualcuno. Anche se i turisti cafoni non hanno bisogno di un motivo per esibirsi nelle loro prodezze, come dimostrato dai numerosi episodi susseguitisi quest'estate anche in giornate più miti. Inevitabile il diluvio di polemiche scatenate in rete dai veneziani, la maggior parte dei quali si domanda dove fossero i vigili urbani, che, a detto loro di scolpa, non possono certo essere onnipresenti. Erano tutti a Sant'Erasmo, replica ironico un altro commentatore, con riferimento al discusso blitz per controllare assicurazioni e revisioni delle auto nella remota isola della Laguna. 43 euro per 2 caffè e un'acqua a San Marco. Sta facendo il giro del web lo scontrino folle staccato nel Salotto Buono di Venezia. Prezzi esorbitanti che una coppia di turisti ha dovuto sborsare mercoledì scorso per 2 espressi e 2 bottigliette d'acqua da 250 ml, poco più di 2 bicchieri. Si sa che fermarsi in uno degli storici caffè di piazza San Marco a sorseggiare un caffè non sia cosa per tutti, vero è che in pochi chiedono il listino prezzi per ordinare semplicemente 2 caffè. Difficile infatti immaginare che una tazzina possa arrivare a costare 11,50 euro e una bottiglietta d'acqua ben 10 euro, scontrino che ha fatto gridare allo scandalo la malcapitata coppia di turisti che ha postato la foto dello scontrino con un commento al grido di vergogna. Ed ora parliamo di un progetto civico a Venezia. Una nutrita compagine di consiglieri e amministratori eletti nelle liste civiche di una decina di comuni del veneziano si sono uniti per dar vita a un nuovo soggetto politico. Progetto Iniziativa Civica raduna sotto un simbolo comune le diverse esperienze di Venezia, Mira, Dolo, Fossò, Cona, Jesolo, Eraclea, San Michele al Tagliamento, Mirano e Martellago. È da un anno che stiamo lavorando, è un gruppo di amici consiglieri eletti in tutte le liste civiche delle vari comuni della provincia di Venezia. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con i cittadini. È per questo che nasce questo gruppo spontaneo. L'idea è quella di un civismo che non guarda alle ideologie ma ai problemi concreti da risolvere, una formula già sperimentata da Luigi Brugnaro, col quale alcuni di questi militanti vantano una stretta collaborazione. Luigi lo dice sempre, noi dobbiamo lavorare per aiutare a trovare le soluzioni ai problemi della nostra città e delle nostre città, in questo caso anche della città metropolitana, quindi la collaborazione è massima, ma ripeto è massima con tutti, con Luigi Brugnaro innanzitutto, ma anche con tutti coloro che ci stanno. Noi siamo qui proprio per dialogare con queste istituzioni. Non siamo né di destra né di sinistra, assicurano. Il nostro obiettivo è intercettare le reali necessità dei cittadini e anticiparne le risposte. Non è che il sinistra e il destra non vanno d'accordo, perché se le mentalità e le idee sono buone, perché non dobbiamo sposarle? E dunque, come dicevo prima, la parola libertà di idee, di espressione e naturalmente
forza verso quello che è la mancanza della parola che qualche amministratore ha verso i cittadini. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri TG. Andiamo ora al Camposanto di Mirano, dove eseguito l'intervento straordinario di polizia del guano dei piccioni nel 2016, il blocco monumentale dei loculi continua a restare inaccessibile ai visitatori ormai da ben 2 lustri. La denuncia di alcuni parenti dei defunti alla nostra emittente. Segnalazioni, raccolte firme in 10 anni di appelli e rimostranze non hanno sbloccato la situazione. Accade così che in una parte della città eterna di Mirano i vivi non possono portare un fiore né un saluto al loro compianto. A dividerli questi 6 metri di ringhiera messa per motivi di sicurezza con i cantieri del 2009 e da allora tutto è rimasto inalterato e peggio, impraticabile. Ed eccoli alle mie spalle i 140 loculi del complesso monumentale, quello storico del cimitero di Mirano, che sono decisamente inaccessibili ai familiari e parenti, a quanti volessero far visita ai loro cari estinti. Disagio segnalato alla nostra redazione che, consultato il consigliere comunale delegato al monitoraggio dei cimiteri, Fiorenzo Rosteghin, si è sentita rispondere che il tema è stato demandato all'assessore di competenza. Nel rimpallo di responsabilità noi torneremo ad occuparci della questione finché non otterremo una risposta chiara ed esaustiva, perché questo è un disagio morale, visto che ogni tomba rappresenta il custode del perpetuo ricordo del proprio caro estinto e consente una sopravvivenza dello stesso che va oltre la morte, per citare il Foscolo, che spiega come nei sepolcri risieda la cura e il conforto dell'amore dei vivi, come simbolo di memoria di tutta una famiglia. Ed ora una comunicazione di servizio per i tanti utenti della Veritas, il cui sportello di Noale in piazza Castello resterà chiuso dal 6 al 23 di agosto e riaprirà con i consueti orari a partire da venerdì 24 agosto. A Scorzè invece è chiuso lo sportello ospitato nella sede comunale di piazza Aldo Moro dal 6 al 22 agosto, che riaprirà con i soliti orari da giovedì 23 agosto. Resterà invece regolarmente aperto il centro servizi di Dolo in via Carducci. Grazie ad un emendamento al decreto 1000 proroghe presentato dalla Lega sono stati sbloccati i contributi per le emittenti locali fermi da 3 anni. Sentiamo l'intervista del direttore Luigi Baccialli al capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo. Senatore Romeo, in un momento in cui i partiti si contendono la RAI, conforta l'ok della Commissione Affari Costituzionali, che in fondo riconosce il ruolo sempre più determinante delle televisioni locali. Sì, non solo la Commissione, ma è arrivato anche il voto in aula da parte del Senato, quindi questa è un'altra bella notizia. Un'attenzione in particolare alle televisioni locali, al territorio, ai tanti posti di lavoro che senza questa norma sarebbero stati a rischio. Lei si è detto orgoglioso di aver contribuito con l'emendamento della Lega a sostenere un settore che vanta 5.000 occupati. È una consapevolezza unanime sull'importanza delle televisioni private o c'è chi teme la concorrenza, la loro concorrenza? No, si parla spesso e tanto e volentieri di pluralismo dell'informazione, però poi in concreto si fa poco o nulla per aiutare le televisioni private e locali, che ripeto sono quelle molto vicine al territorio e che naturalmente comprendono anche un numero molto elevato. Lei ha citato 5.000 lavoratori e quindi è proprio per questo motivo che non basta parlare di pluralismo, ma bisogna anche in modo concreto andare a dare delle risorse che per onestà intellettuale erano già state messe a disposizione in precedenza, ma che avevano ovviamente bisogno di questa norma per far sì che venissero sbloccate. Quindi noi ci riteniamo assolutamente soddisfatti, è la strada giusta per andare avanti, quindi non solo occuparsi della RAI, ma occuparsi anche di quelle che sono le realtà locali.
Ed ora il gesto romantico di un 47enne di Marcon che ha voluto portarsi a casa il simbolo dell'amore con la propria fidanzata, la panchina pubblica dove si sono dati il primo bacio. Capisco che un anello, un diamante o quello che può essere sicuramente una cosa gradita, ma non è unica come quella panchina. Tanto unica quella vecchia panchina di Piazza Aldo Moro a Carità da chiedere al comune di Villorba di potersela portare a casa sostituendola a proprie spese con una nuova. L'insolita richiesta questa primavera da parte di un impiegato di 47 anni di Marcon nel veneziano Romano De Marchi che aveva conosciuto via chat una donna di Spresiano, la sua attuale compagna Cornelia, incontrandola proprio in quella piazza. Ci siamo trovati davanti alle poste, abbiamo fatto 2 passi e alla sera ci siamo seduti su questa panchina e siamo stati lì tutta la sera e così parlando, insomma, le cose sono andate per il verso giusto, ci siamo piaciuti e abbiamo continuato a frequentarci e poi da lì è nato tutto, insomma. I due ora vivono insieme e Romano ha chiesto al comune quella panchina ricevendo dal sindaco Marco Serena una risposta entusiastica. La sua testimonianza è un dono per tutta la comunità, un inno al romanticismo, ha scritto il sindaco, e così in cambio di una panchina nuova i due innamorati hanno portato a casa la vecchia che ora risistemeranno. A me non mi interessava molto la panchina in sé, che fosse diroccata, che fosse nuova, o che fosse, mi interessava averla come segno, diciamo, di quel momento. E la sistemo un pochino e poi la metto in giardino, insomma. Inutile dire che anche per il comune è stato un affare, ha accontentato la coppia guadagnandoci un pezzo di arredo urbano nuovo di zecca. Se lo facessero con tutte le panchine del comune di Villorba sarebbe una benedizione, ma comunque accettiamo volentieri anche quest'unico evento, diciamo. Da parte mia e dell'amministrazione i migliori auguri a questi due signori, senza ridicolizzare niente, ci mancherebbe. L'amore è sempre amore, non importa l'età, non importa il colore della pelle, importa amare. Ed era questo l'ultimo servizio per il telegiornale di Venezia, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo, ma con qualche temporale sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi con qualche temporale localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 20 e 24 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 31 e 35 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 23 gradi. Valori massimi piuttosto caldi, compresi tra 33 e 36 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, possibili un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi circa. È tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.